Ciao a tutti ragazzi, nome molto ma molto interessante accostato in orbita Napoli. Ebbene sì, il giocatore è un pupillo di Conte, è una richiesta esplicita del nostro allenatore. Attenzione perché parte la trattativa. In questo video vi svegliamo tutte le ultime mosse del nostro Napoli in chiave mercato. Attenzione al mercato di gennaio che potrebbe regalarci sorprese molto interessanti. Prima di continuare vi ricordo di iscrivervi come sempre al nostro canale Signori di Napoli, il canale dedicato a tutte le ultime news riguardanti il nostro Napoli. Ovviamente, come sempre, in descrizione trovate un link e anche pinnato il primo commento da dove potete acquistare maglie dell'ultima stagione del nostro Napoli. Bene, veniamo a noi ragazzi e scopriamo le ultime news direttamente sul mercato del nostro Napoli. La Juventus, reduce dall'ennesimo 0-0 di questa stagione, maturato ieri a Birmingham, l'altro ieri a Birmingham contro l'Aston Villa, è attesa da un mercato di gennaio che profuma ancora di rivoluzione, viste le numerose carenze presenti nel proprio organico. A causa della necessità di acquistare almeno 2 difensori e probabilmente anche una valida alternativa in attacco al solo Dusan Vlahovic, che ha amato fare gli straordinari per tutta la stagione, la società bianconera guidata da Giuntoli starebbe riflettendo sulla possibilità di sacrificare un proprio giovane talento. Di chi stiamo parlando? Stiamo parlando di Nicolò Fagioli. Stando a quanto riportato dal noto esperto di calciomercato Alfredo Pedullà, l'addio dalla vecchia signora è uno scenario da prendere in considerazione per il classe 2001, che risulta ad oggi essere molto apprezzato dal Napoli di Antonio Conte. L'allenatore non è certamente l'unico a stimare il giovane centrocampista, visto che su di lui sarebbe molto vicino l'interesse del Marsiglia di Roberto De Zerbi ed alcuni club di Premier League. Quello che vi possiamo dire è che Manna avrebbe già allacciato i contatti con l'entourage di Nicolò Fagioli per capire la fattibilità dell'affare. Fagioli è stato accostato anche in orbita Manchester City e diciamo che la Juve fa una valutazione del giocatore di circa 20-25 milioni di euro. Attenzione però, per questa cifra potrebbe essere notevolmente limata, magari inserendo anche qualche bonus, perché la Juventus ha urgente bisogno di fare mercato e allo stesso tempo ha già speso tantissimo durante la scorsa sessione di mercato estiva. Ricorderete l'affare Douglas Luiz e Cobb Miners, quindi una Juve messa un po' in un certo senso alle strette dal punto di vista della possibilità di investire, potrebbe far partire Fagioli per una cifra intorno ai 15 milioni. 15 milioni per un 2001 comunque con esperienza già nel campionato italiano e nell'orbita della nazionale sarebbe un vero affare. Conte sta spingendo per lui, Manna ha iniziato a allacciare i rapporti con l'entourage del giocatore, trattativa assolutamente da seguire, un nome caldissimo ragazzi. Come sempre secondo me potrebbe essere un'ottima occasione, ma voglio sapere anche la vostra opinione, cosa ne pensate. Lasciate un commento, scrivetemi, facciamo nascere una discussione su questo profilo, attivate la campanella delle notifiche, ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi!